Buon pomeriggio e buona domenica, edizione straordinaria, sono le 17:29 e vi accompagneremo fino alle 19:30 quando poi inizierà il telegiornale di Treviso. In apertura come sempre il consueto report giornaliero della regione. E continua a diminuire il numero dei contagi nella nostra regione. Da ieri ad oggi sono 80 le persone risultate positive, quindi ad oggi le persone in totale attualmente positive sono 9.138, mentre sono 8.319 le persone ancora in isolamento domiciliare. Continua a diminuire anche il numero delle persone costrette al ricovero in ospedale in area non critica, oggi sono 1.097 con un meno 8 rispetto a ieri. Ed in calo anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva, 124 persone in Veneto con meno 5 rispetto a sabato. 18 le persone invece decedute a causa di questo virus, una persona a Borgo Roma, come potete vedere, una a Borgo Trento, una a Verona, due a Belluno, una all'ospedale di Venezia, una a Dolo, una a Sant'Orso, 3 a Vicenza, 3 a Legnago, una a San Bonifacio e 4 a Villafranca. Dall'inizio di questa emergenza, quindi parliamo del 21 di febbraio, in totale i decessi sono 1.071 e infine sono 2.453 le persone dimesse dall'ospedale sempre dal 21 di febbraio. E dunque avete sentito, insomma, sono in calo anche il numero delle persone positive, un dato che fa ben sperare, soprattutto proprio in vista di questa famosa fase 2 che dovrebbe partire ormai il 4 di maggio, e proprio per cui riguardo a questo il Premier Conte proprio ha fatto sapere poco fa che già questa sera potrebbe fare questo discorso e quindi spiegare quali saranno le attività che potranno riprendere. Parlerà ovviamente anche della scuola, ne parleremo anche in seguito, scuola che ovviamente, è già stato detto, riaprirà a settembre. Io vedo già in collegamento con noi il sindaco di Paese, Katia Uberti. Sindaco, buon pomeriggio. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno. Sindaco, potrebbe girare il telefonino così la vediamo meglio? Perfetto, perfetto, sindaco. Eccoci. Perfetto, sindaco, dunque, già questa sera, insomma, il Premier Conte sembra possa fare questo discorso tanto atteso anche e soprattutto da voi sindaci, insomma, perché si riapriranno le attività, si potrà capire che cosa ripartirà e che cosa non potrà ripartire. Probabilmente ristoranti e bar sono fra quelle categorie. Certo, certo. Sì, ce lo spieghiamo, non vediamo l'ora un po' tutti, credo al di là di noi sindaci ma anche i cittadini, sperando non vi sia una burocrazia che leghi di nuovo le mani, perché comunque ricordiamoci, via libera alle attività, però in questi giorni la richiesta più pressante da parte delle famiglie è bene, ritorniamo al lavoro, però c'è l'annoso problema della gestione dei ragazzi, dei bambini, e quindi questo preoccupa parecchio. Finalmente io ho sentito parlare questa settimana e so che il governatore ha istituito un tavolo di lavoro per poter vedere e riuscire perlomeno a riattivare qualche servizio educativo, sociale educativo per quanto riguarda la prima infanzia. Sì, le scuole, anch'io ho avuto l'informazione, poi il Premier Conte ce lo confermerà questa sera, dovrebbero riprendere direttamente a settembre. Mi auspico che ci sia proprio un'accelerata in questo, ovviamente rispettando quelle che sono le normative per il contagio e la diffusione ovviamente del coronavirus. In Veneto siamo contentissimi perché oggettivamente, come ha detto anche prima lei, i dati della diffusione del contagio sono sensibilmente migliorati. Come diceva, appunto, ci troviamo solamente 124 casi in terapia intensiva. Se pensiamo al 13 di aprile erano esattamente il doppio, circa 245, quindi ben venga. Intanto il Veneto un primo step l'ha fatto, adesso aspettiamo appunto quella che è la direttiva a livello nazionale, speriamo. Questo dato però ha sempre detto il Presidente Zaia, cioè, su questo dato non bisogna però abbassare la guardia. Rimangono quelle norme importanti sulla sicurezza che sono la mascherina, i guanti,
insomma, che ci accompagneranno per un lungo periodo. Certo, è stato limitato il distanziamento, da 2 metri siamo arrivati adesso ad 1 metro con l'ultima circolare appunto 42. Ormai questi dispositivi dobbiamo, come diceva lei, appunto conviverci. Ricevo richieste da parte di genitori, da parte di nonni, ma dice solo per adulti, anche per bambini? No, purtroppo è anche per i bambini. Andiamo incontro all'estate, però questi dispositivi ci hanno aiutato in questo periodo e sicuramente continueranno ad aiutarci, quindi so col caldo tanti dicono mi sento soffocare, però è meglio soffocare camminando che trovarci in terapia intensiva, quindi portiamo tutti quanti pazienza. Non c'è più il problema ora del reperimento perché comunque sono disponibili, anche noi abbiamo fatto un secondo passaggio grazie poi alla regione che ne ha consegnate per tutti e 22.000 abitanti. Noi grazie alla protezione civile poi abbiamo eseguito un secondo giro per i nuclei familiari con più di 4 persone e quindi abbiamo consegnato oltre 27.000 mascherine. Lo so, è difficile perché anche adesso spostando vedi che le persone camminano un po' e poi la tirano giù, ecco, tirandola giù non otteniamo l'effetto, è faticoso, però un po' di pazienza e comprensione, so che comunque sono 2 mesi oramai, è difficile per tutti quanti, però è per la nostra salute e soprattutto per la salute dei nostri concittadini, quindi i nostri vicini di casa, mi raccomando. Teniamo duro, ecco. Perché se va bene la situazione sta andata migliorando in Veneto è anche per questo motivo. Senta, Sindaco, a proposito proprio della mascherina, noi abbiamo ricevuto anche diverse segnalazioni in vari comuni, insomma, di multe prese ovviamente perché le persone vanno con la mascherina bassa e non sul viso e quindi chiedono magari ai cittadini, ci vorrebbe un po' più di tolleranza. Lei che cosa pensa? Beh, noi qui a Paese non abbiamo effettuato moltissime sanzioni, anche perché, come ripeto, magari ce l'hanno sotto il mento, appena vedono la polizia, track, 2 secondi la alzano e quindi sono velocissimi in questo. Però ho chiesto alla polizia tolleranza nel caso in cui è capitato spesso, ci troviamo con anziani, anzi gli anziani dicono ma non li troviamo, costano, non abbiamo. Allora la polizia locale ne ha sempre in macchina a disposizione. E da loro ho detto chiudiamo un occhio, è chiaro che per l'anziano forse è più difficile, però è un accompagnamento che dobbiamo fare, non credo che il pugno pesante non serve a nessuno, che per avere collaborazione bisogna anche dimostrare disponibilità. Chiaro che disponibilità non c'è con i furbetti, perché anche quelli ogni tanto ne abbiamo beccati a Paese, ci sono come ci sono ovunque, certo. Ecco, per quello tolleranza zero. Senta, Sindaco, questa è stata una settimana difficile, insomma, sia sul fronte dei distretti che i famosi orti che tanto i cittadini aspettano di poter vedere aperti. Questa settimana diciamo che è stata veramente tra distretto, ecocentro e orti abbiamo raggiunto l'unplan. Comunque dai, ce l'abbiamo fatta. Adesso partendo dagli orti che fino a venerdì, compreso venerdì mattina, abbiamo sempre detto e negato l'apertura. Perché comunque la prefettura ci ha sempre istruito assolutamente, abbiamo posto diversi quesiti, però c'è sempre stata negata la possibilità o comunque la possibilità di aprire. Qui a Paese peraltro dopo alcune segnalazioni, perché abbiamo circa 80 orticelli e quindi non sono numeri piccini, però su segnalazioni di alcuni cittadini abbiamo detto pardon, non vedo il collegamento. Eccoci qua. Eccoci qua. Mi vedete? Sì, la vediamo. Su alcune segnalazioni mi dicono guardate che voi tenete chiusi gli orti, però sono assiduamente frequentati, quindi non riusciamo a capire se è possibile o non è possibile. E quindi questa settimana siamo stati costretti appunto a recintarli. Poi venerdì pomeriggio l'ordinanza 42 appunto del governatore ha dato l'ok, sicuramente lunedì mattina con il comandante e la responsabile delle attività produttive stiamo già pensando ad un piano. Come dicevo prima, i numeri sono parecchi, sono oltre 80 utenti,
confidiamo di organizzare la cosa in maniera celere, in modo tale da permettere a tutti di recarsi al proprio orto almeno 1 o 2 volte a settimana, contingentando ovviamente gli accessi, perché e con l'utilizzo, il controllo e l'utilizzo delle mascherine. Quindi anche lì adesso organizzeremo il tutto con la sorveglianza della protezione civile e in parte con la polizia locale. Però finalmente c'è stata questa apertura, perché era un nodo annoso che purtroppo lo trovavamo sulla scrivania spesso e volentieri e dispiaceva dire di no, però dobbiamo anche noi sindaci attenerci a quelle che sono le disposizioni normative. Per quanto riguarda invece il CERD, file come al solito? Il CERD devo dire che questa settimana, da sabato scorso, ha assorbito per un paio di giorni, perché c'è stata l'apertura di sabato tutto il giorno, poi lunedì e mercoledì mezza giornata, e in queste 2 giornate ci sono stati oltre 1000 accessi qui a Paese. È in un punto un po' critico, in quanto si affaccia ad una provinciale, ove passano mezzi di trasporto pubblico, talvolta anche le ambulanze, e le code erano infinite, tant'è che abbiamo dovuto posizionare due pattuglie costanti della polizia locale, direzione Castagnole Porcellengo e Porcellengo Castagnole, che hanno regolato il traffico per tutto il giorno, altrimenti era molto difficile la cosa e, ripeto, ingestibile dal punto di vista di sicurezza stradale. Quindi questo purtroppo non è stato compreso da parecchi cittadini, perché in quelle giornate contestualmente ricevevamo segnalazioni da parte dei nostri compaesani, dice: ma la polizia dov'è? Qui la gente continua a correre, sono privi di mascherine, perché sono rinchiusi in ufficio? No, non sono stati mai rinchiusi in ufficio, ma hanno dovuto presidiare costantemente appunto l'ecocentro, fortunatamente. Quindi con la collaborazione gli operatori interni abbiamo trovato una soluzione un po' a quella che è la gestione, creando una seconda fila interna e riducendo sensibilmente le oltre 200 macchine che erano in fila all'esterno dell'ecocentro. Non so se ha sentito prima, insomma, il Premier Conte dovrebbe parlare in teoria questa sera, sembra sia stato annunciata, insomma, si pensava domani, invece forse hanno anticipato, diceva il governo accelera sulla fase 2 oggi qui in ANSA. Che cosa si aspetta da questo nuovo DPCM? Beh, spero ci sia un'apertura per le attività, soprattutto perché vedo nella nostra piccola realtà negozi a livello commerciale, ma anche alcune imprese stanno soffrendo parecchio. Qualcuno mi chiama, mi scrive e dice: guarda che non sono sicuro di essere in grado di poter riaprire l'attività, continuo a chiedere fidi alla banca, perché ovviamente tutto il resto corre, affitti, spese per i dipendenti, consegne da parte dei fornitori. Ecco, questo, che ci sia un'apertura di fronte alla difficoltà delle aziende, ma non solo un'apertura, anche un sostegno economico, perché il sostegno economico viene chiesto a noi sindaci, ma non siamo in grado di far fronte a una cosa del genere. Noi aiuteremo le famiglie per quanto concerne magari gli asili, come stiamo già facendo. Siamo andati incontro a quella che è la retta di marzo per quanto concerne l'asilo nido, valuteremo anche la retta di aprile. Fortunatamente abbiamo aperto un conto, è stato istituito un conto Covid-19 proprio per le emergenze sociali, sanitarie, l'acquisto di dispositivi, e abbiamo raccolto circa 36.000 euro. Sicuramente verranno destinati, però è difficile sostenere tutte le aziende del territorio, questo sì, quindi dal governo ci aspettiamo questo, un sostegno che sia un sostegno forte. Non solo il buono della spesa, perché c'è stato qualcosa, però col buono della spesa facciamo ben poco. Ora ci vuole un intervento forte a loro sostegno in questo senso. Ecco, Sindaco, alcuni dicono, insomma, l'importante è che ci sia chiarezza, perché magari c'è il DPCM ma non si capisce poi in realtà a volte chi apre e chi non apre, insomma, quindi si chiede più chiarezza anche da parte del governo. Sì, beh, questo sì, perché poi quasi tutti i DPCM sono stati licenziati il sabato sera, mettendo in crisi anche noi amministratori, perché poi le domeniche bisognava già attuarlo, però ovviamente gli uffici sono chiusi, non hai la possibilità di comunicare le nuove disposizioni ai cittadini. Questo sì, senza dubbio, perché poi al di là dei DPCM
ci sono tutte le note di chiarezza, le ordinanze, le circolari. Anche noi amministratori siamo, devo essere sincera, in difficoltà, perché è difficile seguire tutto per tutto, perché poi in ogni ambito, da quello della salute a quello dell'ecologia, a quello l'aspetto florovivaistico, perché anche quello ha riscosso parecchio i cimiteri, molto spesso c'è confusione, quindi noi ogni qualvolta ci siamo rivolti comunque alla regione, alla prefettura, e devo dire che le risposte sono state sempre tempestive e chiare. Però ecco, speriamo che questa volta, almeno questa volta, sia definito in maniera puntuale e molto lineare rispetto a quelle precedenti. Ovviamente l'ultima categoria rimarrà purtroppo quella dei ristoratori e degli esercenti, anche se Zaia insomma ha dato il via per l'asporto insomma dei viveri. Sì, fortunatamente ecco, Un primo passo. È un primo passo, e già stamattina andando a acquistare il giornale ho visto che la gente ha voglia di uscire, rispetta comunque le normative, è un primo passo, chiaramente prevede non il consumo in loco, però la prenotazione online oppure telefonica, e questo è una piccola boccata di respiro per queste attività. Ovviamente purtroppo il perdurante chiusura di bar e ristoranti sta mettendo in ginocchio parecchie di queste attività. È un piccolo respiro, ripeto, nel piccolo bar della mia frazione comunque stamattina scaglionati, tutti hanno eseguito la loro prenotazione e si portavano a casa cappuccio e brioche, la colazione, ecco. E quindi la gioia magari del cittadino che oltre al giornale portava a casa la colazione, e ovviamente il ristoratore barista che perlomeno vede una riapertura in questo senso. Ecco. Questa è data dalla circolare 42, speriamo si continui in questo, rispettando ovviamente tutte quelle che sono le normative per il distanziamento sociale, certo. Fra le notizie che stanno trapelando ovviamente in attesa del discorso ufficiale del Premier, dice il verso stop ai licenziamenti e rinnovo dei congedi speciali, quindi il governo dovrebbe inserire nel prossimo decreto di aprile la proroga della sospensione dei licenziamenti collettivi e dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, è già inserita nel Cura Italia. In arrivo anche il nuovo bonus babysitter, che insomma penso che sia una notizia importante per le famiglie. Sì, sì e no, perché partiamo dal bonus babysitter, è un bonus di 600 euro, Sì. e come tante famiglie mi stanno scrivendo in questi giorni, la preoccupazione è questa, cioè 600 euro, se tu consideri una babysitter per 8 ore al giorno, che sono le 8 ore lavorative dei genitori, di entrambi i genitori, quel bonus ti dura un paio di settimane, 3 settimane, non è sufficiente. Chi ha fatto richiesta dice guarda, io l'ho già esaurito, adesso cosa faccio? Quindi è una cosa molto temporanea, bisogna trovare delle soluzioni alternative. Io capisco che la scuola dovrà riprendere a settembre, però mettiamoci nell'ordine di idea di dover convivere con queste modalità, cerchiamo di avviare quanto prima dei servizi, perché ripeto, come dicevo prima, aprono le aziende, aprono in minima parte anche dei negozi eccetera, ma pensiamo ai genitori lavoratori a casa che non sono in grado di gestire i figli, ma non solo per l'aspetto scolastico, c'è tutta l'estate che ci aspetta. I centri estivi, mi stanno tempestando tanti genitori, dice ma organizzate dei centri estivi, vi prego. Sì, ci stiamo lavorando, adesso so che sia l'assessore Lazzarin che l'assessore Donazan regionale, come dicevo prima, ha instaurato un tavolo. Io come paese mi candido, l'ho detto, mi candido come comune pilota, una risposta a questi genitori e lavoratori bisogna darla. Altrimenti anche le famiglie sono in seria difficoltà, cominciamo ad avere anche dei ragazzini che cominciano ad essere aggressivi, sono stanchi, quindi diamo una risposta, bene all'economia, bene ripartire da questo punto di vista, ma dobbiamo dare una risposta anche alle famiglie nella gestione delle stesse. Vedo anche qui in amministrazione, in comune, le donne lavoratrici sono veramente in crisi. Sì, uno dice c'è il telelavoro, però non è la soluzione questa al problema. Lei, sindaco, diceva comune pilota per quanto riguarda l'organizzazione quindi di centri estivi? Centri estivi, ma anche servizi all'infanzia, sentivo tra le linee guida, in una stanza non più di 15 bambini. Noi all'Asilo Nido abbiamo delle stanze molto molto grandi, quindi ovviamente rispettando quelle che saranno le linee guida,
però io vorrei proprio dare un segnale, riaprire questi servizi all'infanzia dai 0 ai 6 anni, quindi intendo anche le materne, le materne, dialogherò con magari i parroci, però il problema più grosso e annoso adesso è questo. Io ogni giorno ricevo 20-30 mail di genitori disperati. L'ultima, adesso sono qui in comune, l'ultima anche ieri, dice lunedì siamo felicissimi perché riprenderemo entrambi il lavoro, però non sappiamo dove lasciare i nostri figli, perché comunque i nonni si trovano in altri comuni, sono distanti, non hanno una rete familiare vicina. Pensiamo anche a loro, dobbiamo pensare anche alle famiglie, soprattutto alle famiglie in questo frangente. Quindi sì, ben venga, io l'ho detto, Paese si candida come comune pilota. Voglio dare una risposta ai miei cittadini, voglio dare una risposta alle famiglie in difficoltà. Tante le famiglie che le chiedono questo. Sì, tantissime. E adesso è il problema principale, purtroppo. Ho sempre detto, purtroppo la scuola, la pubblica istruzione non dipende dalla regione. Pubblica istruzione e aziende sono materie di competenza nazionale. Io mi auguro che ci sia una prima apertura, ecco, se per le scuole andiamo direttamente a settembre, per i servizi all'infanzia ci sia un minimo di respiro, oppure anche dalla Regione Veneto. Io adesso mi metterò in contatto, vediamo se, visti i numeri in miglioramento, ovviamente senza sottovalutare la cosa, però c'è ampia disponibilità da parte delle famiglie, di tante educatrici, dice siamo qua, se hai bisogno siamo qua, ripartiamo, abbiamo voglia di ripartire, e quindi credo sia doveroso da parte dell'amministrazione anche appoggiare questa difficoltà e rispondere a questi bisogni. Grazie davvero Sindaco, grazie per aver accettato anche il nostro invito di domenica, essere stato qua con noi, insomma, anche a spiegarci queste cose importanti, perché le famiglie sono molto preoccupate di questa famosa fase 2, insomma ritorno al lavoro, ma ovviamente, come diceva lei, anche la preoccupazione di come sistemare i propri figli, ovviamente non si possono lasciare a casa da soli. Grazie Sindaco, buona domenica. Grazie a voi, grazie altrettanto a voi, buon proseguimento. Grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Ora, se la regia è pronta, magari mi collegherei anzi con la nostra Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, che sono andati a Sottomarina in uno stabilimento balneare per capire che cosa accadrà da adesso in poi, anche con la fase 2 e comunque quest'estate, come si riaprirà, che cosa accadrà proprio per chi vorrà andare al mare. Io vedo già Ilaria, la vedo nello schermo, quindi se possibile insomma il collegamento con Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Sì, buonasera, ci troviamo in uno degli stabilimenti balneari di Sottomarina e come vedete proprio alle mie spalle la spiaggia ovviamente è completamente deserta, non si è mai vista insomma Sottomarina così, nemmeno nelle più fredde giornate d'inverno, proprio nessuno che passeggia, anche la strada che abbiamo percorso per arrivare fino a qui, dunque lungo la Romea le auto che abbiamo incrociato erano davvero pochissime, ne abbiamo incrociate circa 5, per cui insomma la situazione è comunque quasi, si potrebbe dire, surreale vedere queste spiagge così deserte. Le abbiamo documentate anche e soprattutto nelle ultime settimane, sia con i colleghi che si sono recati nella zona del Veneto orientale, a Jesolo, sia con le immagini che abbiamo fatto attraverso i controlli della Guardia di Finanza con l'elicottero, dunque dall'alto, e ora ci troviamo proprio qui in questa che è insomma la zona di Sottomarina, e che in questo periodo dell'anno vedere così è davvero surreale, anonimo e singolare. Insieme a me qui c'è Fabrizio Bosco Lonale, che è il presidente dei gestori degli stabilimenti balneari di Chioggia, Sottomarina, Isola Verde, e fa parte anche di Union Mare Veneto, nonché del Sindacato Italiano dei Balneari. Benvenuto Fabrizio. Benvenuti a voi e benvenuti a Sottomarina di Chioggia. Allora, innanzitutto ci dicevamo poco fa, prima di collegarci qui in diretta con lo studio, voi siete pronti? Noi siamo prontissimi, quindi appunto fa parte del nostro lavoro, quindi stiamo attendendo ovviamente il via ovviamente iniziale per ciò che riguarda appunto di iniziare e di installare tutte le dotazioni. Ecco, ovviamente quello di cui avete bisogno è qualche certezza in più, perché in questo momento tutti voi state vivendo nell'incertezza.
Assolutamente sì, noi in questo momento stiamo ovviamente chiedendo regole certe, immediate, questo perché siamo a ridosso della stagione, abbiamo già perso per ciò che riguarda appunto tutto il mese di aprile. Come avete visto, le spiagge in questa zona non sono piccole, quindi hanno bisogno ovviamente di una necessità di tempo per ciò che riguarda appunto di installarle, e noi siamo disponibilissimi e prontissimi proprio ad accogliere quelle che sono le prescrizioni o le dotazioni che dobbiamo adeguarci. Ecco Presidente, è una spiaggia che non si è mai vista, è proprio anomalo vedere uno degli stabilimenti insomma più popolosi di Sottomarina così oggi, qui in una domenica di fine aprile. Infatti Sottomarina Isola Verde ha questa appunto peculiarità di avere grandi estensioni di stabilimenti balneari. Questo ovviamente a rincuore, come ben sappiamo, abbiamo questa situazione attuale, però siamo fiduciosi. Noi ovviamente, come anche da dichiarazioni da oggi dal nostro appunto governatore della Regione Veneto, mi sembra che appunto probabilmente, se vediamo entro questa sera, abbiamo delle grandi novità e noi siamo pronti ad accoglierle. Ecco, proprio questa mattina durante la conferenza stampa del governatore Zaia, parlando proprio del settore turistico, il governatore ha dato un dato davvero allarmante: 35.000 posti di lavoro a rischio perdita nel settore turistico della nostra regione. Effettivamente è così. Noi sappiamo che la Regione Veneto è la prima industria per ciò che riguarda il turismo. Come appunto ben ha detto il governatore, su 50.000 occupati ben 35.000 occupano tutto il comparto turistico. Noi ne facciamo grande parte perché sappiamo che tutto quello che è l'industria del turismo del Veneto, il 50% lo fa solo la costa. Quindi da Bibbione fino ovviamente a Porto Tolle è una risorsa che sicuramente non dobbiamo perdere. Ecco Presidente, continuando un po' a parlare di certezze e incertezze, vediamo che questa spiaggia è insomma completamente pronta, però ci sono alcuni proprietari, gestori di stabilimenti che si stanno fermando perché finché non ci sono delle risposte, finché non si sa cosa si potrà fare con certezza, è anche inutile mettersi a lavorare lungo la spiaggia perché i costi a quel punto non avrebbero alcun rientro. Ma diciamo che devo aprire ovviamente per ciò che riguarda una considerazione su questo. Noi a livello nazionale, facendo parte del SIB, Sindacato Italiano Balneari, è da tempo che appunto stiamo chiedendo al governo e quindi a tutte le amministrazioni comunali e le autorità portuali di adempiere quello che è una legge dello Stato. Cos'è che dice legge dello Stato? Sostanzialmente di prorogare le concessioni fino al 2033. Noi ci troviamo in questo momento imprese turistiche che sostanzialmente non hanno non solo la certezza per ciò che riguarda di questa stagione, ma bensì del loro futuro. Basti pensare che solo per chiedere magari un finanziamento di 6 anni che deve ovviamente poi rientrare, se non si ha la certezza di applicare questa legge, questo è appunto un dato importantissimo. Poi ricordo che noi siamo un'impresa turistica. E anche qui ricordo ancora una volta che subiamo purtroppo quello che è il comparto turistico a livello dell'imposta del valore aggiunto. Noi è l'unica ovviamente comparto di attività che subiamo l'IVA al 22%, quindi addirittura più del doppio di quello che sono le strutture ricettive che è al 10%. Ecco che non è poco. È più del doppio. Senta, voi avete, ovviamente ci sono stati tanti incontri soprattutto nelle ultime settimane per cercare di capire come prepararsi, no, ad affrontare questa stagione e avete segnato 18 punti importanti che lei mi può ora sintetizzare in breve proprio per cercare di dare anche risposte, no, ai tanti cittadini che sono a casa e che magari ci stanno guardando e si fanno tante domande su quella che potrà essere anche la loro stagione estiva, un'eventuale loro vacanza dopo tanti giorni chiusi a casa. Certamente che sì, ovviamente noi non è che dobbiamo insegnare nulla, anzi sono stati i nostri nonni e tutti quelli che sono ovviamente consapevoli che si sa che per ciò che riguarda gli stabilimenti balneari all'aperto sono salubri. Questo ovviamente addirittura alcune zone sono anche proprio testate di cui veramente i pediatrici o gli asmatici consigliano proprio la vacanza al mare. Quindi al di là di questa premessa volevo proprio ricordare che noi siamo all'aperto. Quindi già il fatto che alcuni anche virologi esperti, famosi anche di questo tema,
hanno già dichiarato ovviamente quello che è l'habitat della spiaggia, che è ovviamente antivirale. Perché? Perché ovviamente per ciò che riguarda il mare, per ciò che riguarda appunto l'aria e soprattutto il sole, che ovviamente con le temperature, i raggi UVA ovviamente fanno in modo che ovviamente i virus non si possano attaccare. Quindi credo che abbiamo grandi elementi da poter appunto dare la massima tranquillità per ciò che riguarda appunto su questo aspetto. Ecco, altro punto magari interessante che noi abbiamo già visto e condiviso con la Regione Veneto e anche per ciò che riguarda la conferenza dei sindaci è il fatto che noi ovviamente possiamo tranquillamente appunto dare la certezza per ciò che riguarda sul distanziometro. A livello di distanziometro basta appunto che ci dicano eventualmente quanto dobbiamo tenere ovviamente una distanza sociale tra l'una e l'altra, ovviamente più attenzione per ciò che riguarda la sanificazione, quindi da lì tutto appunto dei punti importantissimi che possono essere seguiti e noi li abbiamo già inserito nel progetto, e nello stesso momento anche per evitare ovviamente gli assembramenti, quindi anche qui le prenotazioni vengono fatte ovviamente prima, quindi in via appunto online oppure anche telefonando, e così si crea un controllo maggiore e più tranquillità e sicurezza nelle nostre spiagge. Ecco, per quanto riguarda ad esempio la ristorazione del chioschetto, lei aveva anche, insomma voi avevate anche pensato all'idea di portarlo direttamente all'ombrellone, potrebbe essere una delle proposte. Ma ovvio che lì dobbiamo attendere le disposizioni come ristoranti, bar, però come dicevo prima, essendo all'aperto nulla vieta di fare code o al bar o al banco del bar, ma tranquillamente ordinare già prima e portare il servizio proprio sotto il posto ombrellone, che potrebbe essere di qualsiasi pietanza o bibita che possa essere. Presidente, lei ha parlato anche ovviamente di sanificazione, sdrai, lettini, ombrelloni e tutto quello che viene utilizzato. Questo ovviamente per voi ha dei costi. Beh, ovviamente sì, noi per quest'anno siamo consapevoli che se siamo in grado di riuscire almeno ad arrivare a una linea di break even, cioè fare pareggio, perché ovviamente avremo meno ovviamente capienza per ciò che riguarda appunto la disponibilità dei nostri ospiti, saranno magari più coccolati, avremo più costi perché se dobbiamo più intensificare la sanificazione, l'attenzione, tutti magari quegli approvvigionamenti che eventualmente ci possono ovviamente seguire per la massima sicurezza non solo per i nostri collaboratori dipendenti, ma soprattutto per l'ospite di fare una vacanza ovviamente in tranquillità e serenità, anche perché ci sembra anche più che doveroso dare questo segnale positivo ai nostri ospiti, avendo purtroppo subito 2 mesi posso dire in trincea a casa, e quindi a livello sociale ci sentiamo veramente di dare il nostro contributo. Ecco, voi avrete più costi, ovviamente come ha appena detto, però non li farete pesare sui clienti, giusto? Ma come dicevo prima entriamo più su un aspetto sociale, quindi i prezzi anche qui magari appunto vorrei proprio confermare che saranno gli stessi dell'anno scorso, quindi tranquillamente noi aspettiamo solo che ci diano il via, come fare, e noi saremo prontissimi per una grande stagione. Presidente, lei ha anche un appello da lanciare, no? a chi ci ascolta, insomma, soprattutto direi alle istituzioni e forse anche proprio ai cittadini, ai nostri compaesani. Certamente sì, noi vi aspettiamo con grande entusiasmo. Cerchiamo solo ovviamente di stare attenti a quelle che sono le prescrizioni come ormai magari ci vengono chieste, e da lì ovviamente si spera appunto che tutti quanti noi avremo almeno il giorno più bello dell'anno, che è la vacanza. Ecco, dunque, allora, come avete sentito, questa è la situazione dei gestori degli stabilimenti balneari qui della zona di Sottomarina, Chioggia, Isola Verde. Io ringrazio il presidente Fabrizio Boscolonale per averceli illustrati, per essere stato qui con noi e averci anche potuto dare accesso a questo stabilimento per mostrare a chi è chiuso a casa e a chi non può vedere le spiagge qual è la situazione. Grazie Presidente. Grazie a voi e grazie ancora. Se dallo studio non ci sono altre domande, io qui da Sottomarina restituisco la linea.
Grazie davvero a Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio che sono andati a Sottomarina, anche grazie al loro ospite che ci ha spiegato che cosa accadrà adesso in vista della bella stagione. Effettivamente fa una certa impressione vedere le spiagge così vuote, soprattutto quando poi le giornate sono belle, quindi di solito si vedevano insomma tante persone andare in spiaggia anche solo per portare i bambini insomma a giocare. Prima di dare la pubblicità che vedo devo dare, e vorrei darvi la notizia che arriva in questo momento. L'avevamo anticipato all'inizio il discorso del Premier Conte, forse questa sera o forse domani. In realtà il Presidente del Consiglio Conte farà una conferenza stampa a Palazzo Chigi alle 20:20 di questa sera sulla fase 2 dell'emergenza coronavirus, lo rendono noti fonti di Palazzo Chigi. Dunque questa sera 20:20 il Premier Conte dirà che cosa succederà adesso in questa fase 2. Quindi adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torneremo qua in studio per darvi altri aggiornamenti. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione straordinaria. Dunque avete sentito questa sera la conferenza stampa del Premier Conte e subito alcune richieste da parte dei comuni, subito regole certe per gestire il trasporto pubblico, ovviamente con l'apertura delle aziende e di alcuni negozi ovviamente ci sarà un flusso maggiore di persone e quindi che si sposteranno anche con i mezzi pubblici. Tra una settimana dice dobbiamo poter fare viaggiare chi torna al lavoro in sicurezza e non sappiamo ancora come. Lo hanno chiesto i comuni, secondo quanto si apprende nella cabina di regia con il governo. Dal 4 maggio ci saranno meno restrizioni, quindi più persone per strada. E come faranno i sindaci, dice, a controllare il rispetto delle regole, ingressi contingentati nei parchi, ok a visite a parenti, ok attività motorie, ma chi controlla, dicono i comuni. La polizia locale certo non è sufficiente. Ed ancora abbiamo anche parlato anche delle scuole, non solo ovviamente dei trasporti pubblici, scuole che ripartiranno praticamente quasi ufficiale, manca soltanto ormai il discorso del Premier, però partiranno comunque a settembre e ad esempio a Vicenza, dice in attesa poi di capire che cosa accadrà, il Comune ha dato avvio però ad una serie di lavori di riqualificazione, insomma si stanno attrezzando anche per capire alla ripartenza come ci si potrà e come si dovrà comportare. Vediamo. Chi ha tempo non aspetti tempo e in questa fase ancora di attesa forzata, dove negli edifici scolastici di Vicenza non risuona il vociare di bambini e ragazzi e la campanella rimane muta, si punta ad utilizzare il tempo per rimodernarne, abbellirne giardini ed edifici. Le scuole sono ferme, ma l'amministrazione comunale non si è fermata. Cominciano lunedì i lavori di riqualificazione nei giardini scolastici, in particolare nelle scuole materne e negli asili nido. 200.000 euro a disposizione da qui a settembre per un verde di scuole materne ed elementari di qualità. Una decisione di accelerare anche sui lavori in modo da consegnare a settembre, se sarà possibile, l'inizio della scuola, dei parchi sicuri, nuovi, ma soprattutto degli ambienti migliori per ridare un po' di tranquillità e di gioia anche ai ragazzi. Si lavora per un futuro immediato, fatto però ancora di tanta incertezza. Con il coronavirus sarà una scuola a settembre diversa. Se i bambini potrebbero sorprenderci nel stare alle regole, il problema più grande sarà l'organizzazione della scuola e il distanziamento sociale. Il distanziamento sociale in presenza di classi numerose può essere un grosso problema perché abbiamo aule grandi ma non troppo grandi, quindi non le saprei dire adesso, devo esattamente aspettare l'indicazione della comunità scientifica. Dunque, insomma, avete sentito, ovviamente si stanno tutti preparando per questa nuova fase, per la fase 2, insomma, con l'apertura, si spera, e ovviamente misure più leggere, ecco, per
potersi insomma spostare. Ovviamente si parla anche, prima vi avevo detto, insomma, i comuni che chiedono ovviamente delle regole che siano chiare soprattutto per la sicurezza nei trasporti pubblici, chiedono ad esempio di avere, insomma, di poter far mettere le mascherine che siano obbligatorie nei mezzi pubblici in modo che non ci siano problemi di sicurezza e quindi far viaggiare, insomma, le persone in sicurezza. E oggi invece volevo farvi sentire, non so se è pronto il servizio, il nostro servizio del Monsignor Tomasi, che oggi ha celebrato la Santa Messa a Treviso. Chiedo alla regia se ce lo abbiamo già pronto. Sì, ce l'abbiamo pronto, lo vedo, quindi insomma Monsignor Tomasi a Treviso che ha celebrato la Santa Messa. Sentiamo che cosa ha detto. Cristo risorto è la nostra speranza, cantiamo alleluia, alleluia. Dobbiamo aiutarci tra di noi, dobbiamo dimostrare che siamo veramente un popolo coeso. Imparare da questa tragica situazione continua ad essere questo il monito di Monsignor Tomasi, che anche in questa domenica difficile, di solitudine per alcuni, di isolamento forzato per altri, di pensieri drammatici per chi sta contando i giorni da quando ha dovuto abbassare le serrande del suo negozio, del suo ristorante, per chi sta piangendo un proprio caro, vuole mandare un messaggio a tutti. Non dobbiamo dimenticare che la cura gli uni degli altri è questione delicata, che ha bisogno di tanta sensibilità, di tanta attenzione, di tanta pazienza. Dobbiamo tornare davvero a rimetterci in moto, ne abbiamo bisogno, se no ci blocchiamo, ma torniamo in moto guardandoci intorno, guardando le esigenze anche di chi fa più fatica, di chi ha il passo più lento, di chi forse rischia di essere di nuovo messo da parte se torniamo a correre in maniera troppo frenetica. E se ancora molte attività dovranno attendere per ripartire, Tomasi ricorda l'importanza di aver potuto almeno riaprire i cancelli dei cimiteri. E sembra un paradosso, no? Ma è proprio dai luoghi che sembrano luoghi di morte che viene fuori la vita, perché quelli non sono luoghi di morte, sono luoghi di memoria. E sono i luoghi vivi dove teniamo viva la memoria dei nostri cari che non vogliamo e non possiamo dimenticare. E io spero tanto che riusciremo, e questa è una cosa di cui abbiamo veramente bisogno, che in questa fase 2 ritorneremo a pregare insieme, a incontrarci, a celebrare i funerali. Io non so come, ma dovremo farlo perché è un obbligo che abbiamo nei confronti della nostra coscienza, della verità e di quelli che ci hanno lasciato. Domani ci sarà una nuova celebrazione sempre in diretta, quella per il patrono di Treviso, San Liberale, un santo laico implorato anche in tempi di peste. È un santo che ci ricorda che abbiamo una lunga tradizione, ma che abbiamo anche un bellissimo futuro insieme. Ritorniamo a Lui per tornare a noi, per andare avanti nella gioia. Ed ora invece una bella notizia che arriva dal Consiglio regionale del Veneto per le scadenze del bollo auto. Un'altra delle preoccupazioni ovviamente della gente, molte famiglie sono ovviamente rimaste a casa, non hanno potuto lavorare, quindi è un problema non indifferente, insomma, questo vediamo, sentiamo qual è la buona notizia. La Regione del Veneto l'unica tassa che applica è quella della tassa di possesso ovviamente del bollo auto, e nel Consiglio regionale dell'altro giorno abbiamo approvato un importante provvedimento che prevede lo spostamento di pagamenti entro il 30 giugno, quindi tutti coloro che hanno il bollo che scadeva nei mesi di marzo, aprile e maggio avranno tempo fino al 30 giugno di quest'anno per poterlo pagare. È un semplice provvedimento, ma che è insomma un aiuto alle tante difficoltà che hanno le imprese e le famiglie in questo periodo. Quindi insomma una buona notizia, insomma, che arriva dalla Regione, che sicuramente sarà insomma, si potrà tirare, insomma, un respiro di sollievo, insomma, per alcuni cittadini che si trovano adesso con la scadenza del bollo auto anche da pagare. Dunque vi ho detto prima alle 20:20 il discorso del Premier Conte, in corso intanto nella cabina di regia in videoconferenza tra il Premier Giuseppe Conte e le delegazioni di regioni ANCI e UPI. Alla riunione partecipano anche il Ministro alla Sanità e il titolare degli affari regionali Francesco Bocci. Mattinata quindi poi la riunione che c'è stata con i capi delegazione della maggioranza per definire la misura delle fasi 2.
definizione che dovrebbe essere ormai stata portata a termine, visto che alle 20:20 ci sarà questa conferenza stampa importante per capire che cosa accadrà nei prossimi, quindi il prossimo 4 maggio. Ed ora ci spostiamo a Padova, dove il segretario dell'associazione di categoria che riunisce baristi e ristoratori padovani ci dice soddisfatto, si dice, dell'ordinanza firmata da Zaia. Questo era un altro dei grossi problemi più volte chiesti proprio dai ristoratori, che sono l'ultima categoria probabilmente che riaprirà, e che permette, quindi ordinanza di Zaia, che permette di aprire gli esercizi per il servizio da asporto. Se è pronto il servizio io lo manderei in onda, insomma è una buona notizia. Sì. Dalle dichiarazioni che abbiamo sentito del Presidente della Giunta regionale del Veneto, sembra che anche appunto nella nostra regione, dopo l'Abruzzo, dopo la Toscana, potrà essere consentita l'attività di vendita per asporto di prodotti alimentari. Dobbiamo naturalmente ancora leggere l'ordinanza, che sarà firmata presumibilmente nella giornata di oggi, però insomma quanto dichiarato dal Presidente lascia spazio a pochi dubbi. Uno di questi comunque riguarda ad esempio se valgano anche per questo genere di attività i limiti, o meglio il divieto allo svolgimento dell'attività nelle giornate festive, per cui già nella giornata di domani 25 aprile o domenica 26 aprile ad esempio le attività commerciali del settore alimentare devono rimanere chiuse, come i supermercati, fruttivendoli, macellai eccetera, e vogliamo capire se invece possa rimanere consentita l'attività di vendita per asporto presso i bar, pizzerie, ristoranti, pasticcerie. Ecco, questo è già uno dei primi dubbi. Il secondo dubbio è il momento di entrata in vigore di questa ordinanza, quindi da quando praticamente i bar, i ristoranti, i pubblici esercizi in genere potranno riaprire le porte a beneficio della clientela. Quindi ci sono ancora alcune aree diciamo grigie che potranno essere chiarite nel momento in cui vedremo il testo ufficiale di questa ordinanza, però sicuramente è già un ottimo passo avanti verso la riapertura delle attività e va incontro diciamo alle richieste che come FIPE Veneto avevamo presentato alla Regione Veneto, al Presidente e all'assessore al commercio e quindi insomma è un buon segnale verso la riapertura totale delle attività, quindi con il servizio anche di somministrazione che presumibilmente potrà avvenire già a partire dalle prossime settimane. Dunque notizia importante questa per i ristoratori, ma adesso vedo in collegamento Skype con noi Rossella Cendrone, sindaco di Silea. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti, buonasera a tutti voi. Sindaco, siamo ormai in attesa, poche ore per il nuovo DPCM del Premier Conte, insomma 20:20 si dovrà collegare, cosa si aspetta? Lei diceva una cosa importante, l'importante è che tutte queste ordinanze non ricadano poi sui sindaci. Guardi, questo ha toccato il punto centrale, è proprio questo il problema che si è evidenziato nell'ultimo mese e mezzo di fatto, che sia l'ordinanza diciamo, del Presidente del Consiglio dei Ministri oppure l'ordinanza del Presidente della Regione, la questione fondamentale è il coordinamento territoriale e la giusta gerarchia delle informazioni istituzionali, perché non è possibile che da un mese e mezzo come sapete noi sindaci siamo al servizio della cittadinanza e vorremmo esserlo nel migliore dei modi, però questo non è possibile se abbiamo le informazioni all'ultimo minuto, se attendiamo ormai il decreto del sabato sera o del venerdì pomeriggio a scelta. Quindi io invoco quello che è il rispetto della gerarchia informativa, istituzionale. I sindaci, in quanto diciamo, rappresentanti del proprio territorio e fronte diretto con i cittadini sul territorio, devono avere la dignità istituzionale di essere ascoltati per primi, perché possono anche dare dei giusti suggerimenti e di avere le informazioni in qualche modo, se possibile, anche con un brevissimo anticipo, in maniera da organizzare il territorio e soprattutto garantire quella che è un'applicazione omogenea. Ecco sindaco, si diceva anche prima, leggevamo, insomma i comuni anche chiedono che siano chiare le regole anche sui trasporti pubblici, perché adesso ovviamente se ci saranno più spostamenti questo insomma non sarà un problema non indifferente. Dici, i vigili urbani non possono di certo fare tutti i controlli e garantire insomma che vengano rispettate le regole.
Assolutamente, ma per il trasporto locale, ma come su tutti i temi, a partire dai cimiteri, dall'apertura degli ecocentri, cioè quello che stiamo chiedendo in queste settimane più che mai è il giusto coordinamento per poter dare le informazioni corrette ai nostri cittadini per prima, ma ancor prima a chi garantisce la sicurezza dei nostri cittadini. E vedi appunto i vigili che sono attivi più che mai sul territorio, vedi i dipendenti comunali, ma vedi appunto anche la protezione civile che in questi giorni ha un ruolo importantissimo nell'accompagnare alla riapertura, nel garantire la sicurezza, nel dare servizi alla popolazione. Si è ingenerata una confusione di livelli istituzionali, di proporzioni galattiche a dir poco. Cioè voglio dire, non ultima la giornata appunto di venerdì scorso 24 aprile in cui il Presidente della Regione ha pubblicato l'ordinanza, perché ricordo a tutti che la conferenza stampa non fa gerarchia delle fonti, non appartiene alla gerarchia delle fonti. Quindi se c'è una conferenza stampa e il Presidente della Regione dice che i cimiteri dalle 15 del pomeriggio si possono aprire, questo non vuol dire nulla finché l'ordinanza non è pubblicata e finché, se un sindaco ha emesso un'ordinanza di chiusura dei cimiteri, non revoca tale chiusura. Questo di venerdì pomeriggio è, ahimè, impossibile, perché non abbiamo appunto in comune la possibilità, essendo chiuso, la possibilità di pubblicare l'ordinanza di revoca. E quindi tutte le persone che in questo weekend si sono lamentate perché per esempio i cimiteri a Silea sono chiusi, non possono pretendere che questo venisse fatto durante il periodo di chiusura del municipio. E non è, ripeto, non è cattiva volontà verso i cittadini che desiderano andare a trovare il proprio caro defunto. Massimo rispetto per chi in questo mese e mezzo si è trattenuto nel andare appunto rispettosamente a trovare i propri cari. È proprio il desiderio contrario di dare un'informazione corretta al cittadino e di venire incontro nella maniera più semplice ed efficace. Se noi avessimo saputo 2 o 3 ore prima dell'ordinanza che c'era l'intenzione di riaprire i cimiteri, avremmo, credo, tutti avuto il tempo di effettuare le ordinanze e dare le corrette disposizioni alle ditte che si occupano della gestione dei cimiteri, eccetera. Quello che voglio invocare è proprio un coordinamento territoriale. Ripeto, senza polemica, ma i sindaci sono il fronte sul territorio, sono il baluardo del rapporto col cittadino e pretendiamo la giusta dignità istituzionale. Infatti Sindaco, ci sono le ordinanze, poi ovviamente i cittadini vengono da voi sindaci per chiedere poi di poter mettere in atto queste ordinanze e non è sempre facile per voi, perché poi come lei dice ci sono le ordinanze, vengono dette, ma poi a voi manca poi l'ufficialità. Certo, ripeto, la conferenza stampa, il tweet, il messaggio WhatsApp, Facebook non fanno norma e non sono fonte di legge, fino a prova contraria. Poi c'è una grossa disquisizione in questi giorni se, per esempio, la circolare del Ministero della Salute, che invocava la chiusura dei cimiteri come misura aggiuntiva, per esempio, sia in contrasto con l'ordinanza che è stata emessa proprio venerdì dal Presidente della Regione. Ricadono su di noi sindaci anche questi dubbi normativi che dovrebbero già essere sviscerati quando esce un'ordinanza. Quindi in realtà l'intenzione è quella di riaprire i cimiteri, come appunto attenersi a tutte le altre disposizioni, perché abbiamo capito che andiamo verso una riapertura, per fortuna vuol dire che questo è possibile grazie alla curva in negativo dei contagi. Però appunto ci sono delle cose che vanno necessariamente chiarite. Non dimentichiamo che se la settimana scorsa è stato tolto il limite dei 200 metri, nessuno si poteva spostare per andare al cimitero perché non era una necessità, tranne chi abita strettamente in prossimità. Quindi veramente
facciamo la norma, la dispiamo, i cittadini sono più che mai confusi e per fortuna insomma i sindaci reggono, ma vorrebbero almeno poter gestire in maniera dignitosa le informazioni ai cittadini. Ecco, questo io invoco. Ecco. Invoco come sindaco, come istituzione di gestione del comune. Ecco, sindaco, che cosa si aspetta da questa nuova fase, da questa conferenza stampa di Conte? Regole più chiare soprattutto? Io mi aspetto chiarezza, una gradualità nelle riaperture, ma appunto vorrei che le questioni possibilmente fossero già dipanate nella loro complessità, perché guardi, non le nego che è da un mese e mezzo io, ma tutti i miei colleghi, guardi, non ne faccio una questione politica, perché davvero come stiamo collaborando sul territorio per capire insieme e dare delle versioni omogenee, parlo almeno per la parte relativa al trevigiano, credo sia un ottimo esempio di collaborazione ed è questo che vorremmo continuare a fare, cercare di tradurre nel territorio in maniera più omogenea possibile. Le aspettative però sono appunto di rispetto e di coordinamento col territorio, ecco, con le nostre figure istituzionali da sindaco. Ecco, riaperture, si parla anche di più possibilità di muoversi maggiormente, mascherina ovviamente sempre addosso. Insomma, si spera che si riapra anche qualche, anzi il sindaco, mi scusi, di paese, la Cate Uberti, chiedeva insomma anche l'apertura di qualche centro estivo per poter aiutare le famiglie. Sì, ecco, veramente con tutto il rispetto per le attività magari legate anche all'estate, ai chioschi al mare, eccetera, pensiamo ai nostri bambini, ai nostri ragazzi. Pensiamo a queste famiglie che sono da un mese e mezzo recluse, chi è in smart working, pensiamo a chi è in smart working, magari 2 genitori in smart working o uno che è obbligato comunque a uscire per lavoro e che hanno i ragazzi, magari abitano al primo o al secondo piano di un condominio e è veramente una gestione impossibile. La scuola in teleconferenza più lo smart working magari all'interno di una stessa stanza è davvero difficile. Quindi dobbiamo pensare anche alla gestione dei ragazzi, delle famiglie. Ormai abbiamo capito che non sarà possibile riaprire la scuola, ma noi come comuni ci stiamo già muovendo su questo, mappando quelli che sono tutti gli spazi all'aperto e al chiuso come patrimonio edilizio pubblico da poter mettere a disposizione per dei servizi di supporto alle famiglie. Non possiamo mancare su questo obiettivo. Tutti hanno ripensato alla ripartenza del 4 maggio delle attività economiche, ma se i genitori vanno a lavorare, i ragazzi a chi li lasciano? I bambini a chi li lasciano? Quindi bene alle proposte mirate a una progressiva riapertura, specialmente di nidi, anche scuole materne se è possibile, e per i ragazzi mettiamo a disposizione gli spazi con le associazioni del territorio che sono numerose, sempre attive e disponibili, che non vedono l'ora di rimettersi in gioco. Pensiamo anche alle associazioni sportive che in questi mesi hanno sofferto, ci sono anche attività economiche che vivono esclusivamente di sport. Pensiamo anche a questo. Allora, abbiamo un ruolo importante noi sindaci anche su questo, sulla riconversione delle risorse del nostro territorio, sul supporto alle famiglie, in maniera chiara, misurata, secondo le disposizioni normative sulla prevenzione dei contagi corrette, ma dobbiamo essere protagonisti di questa ricucitura del nostro territorio. Sindaco, c'è un po' la paura che una riapertura possa magari creare tra la gente un po' l'idea di tornare a fare tutto quello che si faceva prima? Sicuramente c'è. Guardate, quando sono stati tolti i 200 metri abbiamo già visto la differenza nella movimentazione delle persone e questo appunto rispetto anche a quello che si diceva prima, cioè alle nuove norme che generano confusione nelle persone, anche l'asporto certo non facilita il controllo da parte delle forze dell'ordine dei movimenti delle persone.
Quindi la sensazione chiaramente dopo un mese e mezzo di reclusione è bene, rompete le righe. Ecco, vorrei ricordare che non è così. Dobbiamo preservarci dal contagio con le giuste distanze, i giusti dispositivi e non mollare la presa, non abbassare la guardia come istituzioni, ribadendo che siamo ancora in una zona pericolosa, perché basta vedere i modelli di chi la pandemia l'ha già affrontata e in grossa parte risolta. Guardiamo alla Cina, guardiamo ad Hong Kong, tutti al lock-up, quando il lockdown è stato messo da parte, hanno avuto una recrudescenza dei contagi, proprio legata alla movimentazione magari non corretta e alla circolazione delle persone. Dobbiamo assolutamente evitare questa nuova diffusione. Sappiamo che da curva è già prevista una recrudescenza del virus a settembre. Evitiamo che questa possa capitare in anticipo. Non dovrebbe trovarci impreparati questa volta, Sindaco, a settembre? No, certo che no. Resta da chiarire la grossa partita con le istituzioni scolastiche e questa è veramente la grossa domanda che ci stiamo facendo tutti proprio per riorganizzare gli spazi, ma oltre agli spazi c'è tutto un problema legato anche al personale scolastico. Ricordiamo che i concorsi sono stati interrotti perché i concorsi per il reclutamento degli insegnanti che erano in corso d'opera a febbraio-marzo sono stati interrotti, quindi noi non potremo contare su un maggior numero di insegnanti e di collaboratori scolastici. Questo è un grosso tema. Certo che, Sindaco, adesso ci sarà sicuramente lo scoglio della maturità, comunque gli esami di terza media, però non sarà facile, insomma, dopo, perché a settembre effettivamente alcune scuole si stanno già attrezzando e cercando di capire come organizzarsi. Lei si aspetta che oggi possa il Premier dire qualcosa relativamente a settembre, oppure solo proprio per gli esami di maturità che sono ormai imminenti? No, credo che gli esami di maturità ci debbano una risposta. No, guardate che è già tardi per settembre, perché pensate in un comune come il nostro, in cui sono programmati per esempio dei lavori all'interno delle scuole, lavori pubblici legati all'antisismica scolastica, cioè noi dobbiamo sapere oggi che cosa fare per programmare lavori e eventualmente interventi da fare nelle classi a settembre. Devono assolutamente darci delle risposte su questo tema e a volte sono convinta che vale la pena provocare i temi dal basso e fare già delle proposte dal basso, ecco, che vedano i vari step istituzionali, dalla regione a non so, per esempio gli organismi deputati al coordinamento tra gli enti territoriali, la conferenza Stato-Regioni e appunto fino ad arrivare a un livello governativo. Sindaco, pensiamo alla partita educativa davvero fondamentale da regolare e da saper come svolgere. Questo stravolge e condiziona anche il trasporto scolastico, le vite dei genitori, l'organizzazione del lavoro e davvero ha bisogno di risposte immediate. Sindaco, un'ultima domanda, sembra un argomento superfluo, però in realtà arrivano anche tante chiamate. Le famose mascherine, insomma, si trovano, eccetera, però adesso dicono vengono buttate, gettate per strada, sì, ed è un altro dei problemi che sembra di poco conto, ma in realtà è un problema importante, perché comunque la gente non si rende conto che non si possono gettare a terra. No, assolutamente, faccio un appello di civiltà. Anche noi abbiamo rilevato questo malcostume, nel senso che troviamo guanti e mascherine usa e getta lungo le strade in prossimità dei marciapiedi. No, guardate, qui è proprio un discorso di civiltà. Ma come facciamo a buttare per strada mascherine e guanti che sono dei potenziali fonti di contagio? No, veramente qui si tratta di buona educazione, ecco, e non solo appunto di preservarci dai rischi, ma anche di buona educazione. Ci sono dei protocolli precisi
anche sullo smaltimento dei rifiuti. Ricordo che vanno gettate nel secco e ci sono delle regole precise per togliere la mascherina e come togliere i guanti che vanno sfilati a rovescio. Quindi se non ci ricordiamo con precisione, cerchiamo di consultare tanti siti internet, anche quelli dei nostri gestori di rifiuti, ma soprattutto del Ministero della Salute, che ci riportano allo smaltimento corretto dei dispositivi. Sindaco, la ringrazio davvero, grazie per aver accettato il nostro invito ed essere stata qua con noi di domenica soprattutto, quindi la ringraziamo. Grazie Sindaco. Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie e buona domenica. Grazie mille a voi. Bene. Dunque abbiamo sentito ora il sindaco di Sileo, ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torneremo qua nuovamente in studio. Rieccoci nuovamente in studio con questa edizione straordinaria, sono le 18:39, continuiamo con gli aggiornamenti su questa emergenza, anzi ormai sulla fase 2 come vi avevo anticipato alle 20:20 il discorso del Premier Conte, quindi sulle nuove aperture, la graduale riapertura insomma delle aziende e non so se è in collegamento vorrei collegarmi se possibile, lo vedo già sullo schermo, Federico Capraro, presidente dell'Ascom di Treviso. Buonasera, buonasera. Non lo sento. Ci sono problemi di audio? Forse ha il microfono spento? Mi sente? No, non la sento ancora. Niente, abbiamo problemi con... Abbiamo un problema di microfono, ci ricolleghiamo subito con il presidente dell'Ascom di Treviso anche per parlare di questa fase 2. Intanto parliamo proprio della fase 2 abbiamo sentito questa mattina in collegamento Skype con il sottosegretario all'interno Achille Variati, sentiamo le sue parole. È un tema molto delicato, non possiamo sbagliare, altrimenti torniamo indietro e vanifichiamo questo mese e mezzo di sacrifici che tutti noi abbiamo fatto. Delicato quanto urgente il tema delle riaperture lo sa bene il sottosegretario all'interno Variati, che in queste ore sta seguendo i diversi tavoli aperti a livello governativo, come la task force coordinata da Vittorio Colao o il confronto fra esecutivo ed enti locali nel pomeriggio, imminenti le comunicazioni del Premier Conte. Ci sono 5 grandi questioni che saranno prese in considerazione e su cui il Presidente Conte, se non stasera, sicuramente domani comunicherà il tutto agli italiani, anche perché è giusto che le attività e i cittadini si organizzino. Prima grande questione è quella degli spostamenti, segue la riapertura degli esercizi commerciali dal 4 maggio, così come la fase 2 per parrucchieri ed estetisti. Ora questi servizi alla persona andranno via via verso l'apertura, però solamente su appuntamento. Connesso al tema della ripartenza, quello dei test sierologici e pure quello del trasporto pubblico locale. Questo è l'aspetto più delicato. Ci dovremmo abituare a della segnaletica sui marciapiedi dove aspettiamo l'autobus, con dei cerchi dove ciascuno dovrà stare dentro in un cerchio. Non sarà possibile far entrare nel bus più di X persone, si andrà verso sistemi di prenotazione, insomma non sarà più come prima. Al di là della fase 2 prevista per il 4 maggio, resta un altro nodo, quello delle partenze anticipate per alcune filiere produttive, soprattutto quelle più vocate all'export, e qui rientreranno in ballo i prefetti. Dobbiamo far riaprire quelle attività che, ripeto, molto orientate al mercato, rischiano di perdere quote di mercato, per cui poi non riaprirebbero più i cancelli perché hanno perso le commesse internazionali, e nel campo delle costruzioni tutte quelle attività legate all'interesse pubblico, quindi dei lavori pubblici, che se rimanessero ancora bloccate potrebbero produrre dei problemi. Ed ora torniamo a collegarci, se riusciamo, abbiamo avuto problemi con il microfono, con il presidente dell'Ascom di Treviso, Federico Capraro, la rivedo sullo schermo, buonasera di nuovo.
Buonasera, mi sentite bene? Adesso la sento benissimo. Perfetto. Presidente, dunque, questa sera 20:20 l'atteso discorso del Premier Conte su questa famosa fase 2. Cosa si aspetta? Ma è un'attesa, ma non abbiamo aspettative molto alte. Siamo rimasti in tutti questi passaggi, in queste conferenze stampa che annunciavano l'inizio di nuove fasi, sempre molto delusi. C'è una grande distanza, e non è chilometrica, è una distanza reale tra le nostre imprese, quelle del terziario, e il governo, che a Roma sembra non riuscire a capire quali sono le dinamiche delle nostre imprese. Questo è un grosso problema che noi abbiamo evidenziato, abbiamo anche chiesto ai deputati del nostro territorio di portare la voce delle imprese a Roma, perché tutte le misure che sono state finora adottate sono misure che non si discutono dal punto di vista degli interventi in salvaguardia della salute pubblica, ma che nulla hanno per il momento a che fare con la salute delle imprese. Al netto della cassa integrazione che giustamente ha messo al riparo i nostri collaboratori, coloro che insieme a noi tutti i giorni portano avanti le nostre imprese e il nostro paese. Per quello che riguarda le aziende, in realtà ancora nulla è stato fatto. C'è bisogno di interventi importanti e tra l'altro di misure che abbiano un riscontro diretto con la realtà del caso. Ripeto, un negozio, un pubblico esercizio, un albergo non è un'azienda, una fabbrica, ha bisogno di misure, di attenzioni diverse, e da questo punto di vista il governo finora ci ha molto deluso. Ecco, quindi ci sarà una riapertura graduale, ma ovviamente non di certe categorie di cui si è già detto, apriranno molto probabilmente più in là, con il tempo, si parla di metà maggio, fine maggio, e ci sono anche però molti ristoratori esercenti che ci hanno chiamato dicendo rischiamo veramente di non riaprire proprio. Ma i dati che abbiamo al momento a disposizione parlano di un 20-30% delle nostre attività che non riapriranno pur potendo aprire, per un aspetto chiaro ed evidente che è quello della antieconomicità. Un aspetto che il governo non ha considerato. Questa antieconomicità c'è e è dovuta ad un obbligo di legge, perché le distanze o il numero di persone all'interno di uno spazio o il numero di coperti all'interno di una sala ristorante ovviamente condizionano l'economicità di un esercizio. E in questo senso è venuto a mancare un provvedimento di legge pari e contrario, che così come da un lato limitava la disponibilità dei posti a sedere, faccio ad esempio in un ristorante, andava al tempo stesso ad integrare quella mancanza di fatturato. Lo dico perché tutti noi nel nostro quotidiano abbiamo, esemplifico perché sia chiaro a tutti, abbiamo partecipato a delle gite, a delle iniziative nelle quali al momento dell'iscrizione veniva evidenziato un'iniziativa confermata con un numero minimo di partecipanti. Ecco, il numero minimo di partecipanti sono quelli che garantivano a quell'iniziativa, a quel viaggio, a quella gita di risultare economicamente sostenibile. Come possiamo pensare di avere domani un ristorante aperto che abbia un numero di coperti ridotto del 60%? Non è economico, non è possibile aprirlo e fornirgli un servizio. Noi imprenditori siamo pronti a ripartire, ma abbiamo bisogno di essere nelle condizioni di farlo. Dico questo per i pubblici esercizi e se poi mi permette faccio un passaggio, perché il calendario che abbiamo ufficiosamente a disposizione, ammesso che sia corretto, è quello che fa riferimento all'11 maggio come data di riapertura dei negozi al dettaglio. Sì. Non è comprensibile la possibilità che ha un negozio come una libreria di aprire, tutelando e mantenendo le distanze, i dispositivi e quindi garantendo la salute pubblica, e pur potendo vendere un libro rispetto a un altro negozio che vende un altro oggetto,
che non ha questa possibilità. Qual è il ragionamento che sta alla base di questo? Ecco, noi chiediamo che prima di tutto venga garantita la salute pubblica e in seconda battuta che vengano garantite le aziende e le imprese perché possano tornare a lavorare in condizioni, come dicevo, di garanzia della salute ma di economicità e sostenibilità della propria impresa. Dunque, per questo quindi per oggi, per questa sera non vi aspettate grosse cose. Cosa chiedete quindi al governo? Perché ovviamente, come dice lei, se l'11 di poi maggio dovrebbe riaprire qualcosa, insomma dovrebbe ripartire anche qualcos'altro, che cosa chiede al governo? No, le richieste sono chiare, sono già da giorni sul tavolo, sono state ribadite a tutti i livelli, abbiamo lavorato a livello regionale, abbiamo lavorato a livello nazionale. Noi chiediamo lo stato di crisi per il settore turismo. Il settore turismo registra in tutte le imprese del settore un calo di fatturato superiore al 70%. Ci sono al momento almeno 35.000 lavoratori in Veneto che non avranno quest'anno un posto di lavoro nel settore turismo. Lo stato di crisi è l'unica soluzione. Il secondo passaggio, e questo vale sia per il turismo che per il commercio, e così dicevo per i pubblici esercizi, ma anche per il settore della moda, penso anche alle fioriere che è un altro settore legato ad una stagionalità, ad un prodotto che ha una sua periodicità e che in questo caso quello che è necessario è un intervento a fondo perduto. Questa è l'unica soluzione che può garantire alle aziende di riaprire domani, altrimenti ci sarà un grosso smacco perché qualcuno pensa che tutti stiano aspettando questa riapertura e tutti la stiamo aspettando, ma non ci sono le condizioni. E rimarrà, ahimè, deluso e ahimè sorpreso, ma giocando con la vita degli imprenditori e con quella dei loro collaboratori. Senta, c'è stato insomma adesso il via per, sicuramente non è una grossa cosa, ma diciamo un piccolo passetto per il servizio di asporto per i ristoratori, potrebbe essere un piccolo primo passo? Certo, l'avevamo chiesto già da giorni, questo serve innanzitutto per gli altri settori che riaprono, penso all'edilizia, penso ai cantieri, insomma coloro che hanno bisogno di questo tipo di servizio. Ma lo penso soprattutto perché quando sono garantite le condizioni di massima salute per coloro che lavorano nel servizio di asporto, con quella modalità, con la prenotazione, con l'ordine fatto in modo tale che si raggiunga l'esercizio pubblico solo per il ritiro della merce, con quella modalità lì, assolutamente garantito anche il cliente, che non è un ospite in quel caso, perché non entra nell'attività, ma è garantito il cliente. E la stessa modalità può essere quella che permette anche ad altre merceologie di vendere il proprio prodotto, perché così come ci si affaccia alla finestra, così ci può affacciare anche alla porta di un qualsiasi altro negozio. Non tutto lo si acquista provandolo, indossandolo. C'è tutto il settore dell'oggettistica, dei casalinghi, ci sono tante altre merceologie che garantiscono le condizioni di salute e possono tornare a lavorare. Senta, un'ultima domanda, noi avevamo sentito anche diversi ristoratori, come le avevo detto, ci dicevano appunto se continua così sicuramente non riusciremo ad aprire, anche perché dice non riusciamo a capire, ci sono ristoranti che hanno ovviamente, come diceva lei, sale piccole, per cui tagliare i posti significa tagliare un budget che poi economicamente non ha senso per loro. E sono molti questi ristoranti. Sono dei locali che sono stati organizzati, arredati, strutturati per un determinato volume, un determinato giro, come si dice in gergo. Ecco, è per quello che dico che c'è una distanza abissale tra la realtà e coloro che ci governano, perché non riescono a capire questa dinamica. Non è che riducendo il numero di coperti sia in grado di garantire lo stesso servizio, la stessa qualità di servizio, la stessa economicità di quel servizio, penso di ristorazione, piuttosto che di un pubblico esercizio quale un bar. Perché a qualcuno sfugge il fatto, e l'ho già detto, ma perdonatemi se mi ripeto,
che non si va al bar perché si ha sete e non si va al ristorante perché si ha fame e non si va in albergo perché si ha sonno. Coloro che entrano nei nostri locali entrano per vivere un'esperienza, un'emozione che la nostra ospitalità è in grado di garantirgli. Certo, oggi la condizioniamo a determinati spazi, ma metteteci nelle condizioni di poterlo fare. Ridurre del 60% i posti di una sala ristorante, qualunque essa sia, vuol dire garantire a quelle esercenze di non poter arrivare al pareggio di bilancio. Per quale motivo può aprire? Senta, a livello di numeri, come associazione vostra, come sono insomma i numeri? Abbiamo raccolto questa settimana i numeri da Camera di Commercio relativi alle chiusure, che sono assolutamente in linea con quelle dell'anno scorso. In realtà quelle chiusure nascondono un dato. Oggi quelle attività e molte di quelle sono sospese. Non riapriranno nella misura del 20-30% alle date previste dal nuovo decreto. Ma quello che noi poniamo come attenzione è che quello stesso numero fra 6 mesi si trasformerà da non riapertura in chiusura. Quindi abbiamo dei numeri che al momento sono nascosti, ma per chi come noi è in grado di analizzarli e rendersi conto di ciò che sta succedendo, il grido d'allarme è chiaro. Quelle non riaperture è facile che diventino chiusure fra 6 mesi e quindi sono dei dati preoccupanti. Si perde veramente una pagina della storia delle varie città, insomma. Si perdono delle imprese che sono quelle che hanno mandato avanti l'Italia, perché che non crediamo che sia la burocrazia o la politica che ha mandato avanti il Paese in questi decenni. Si perdono dei posti di lavoro, si perde una socialità, si perdono le tradizioni, si perde la cultura, si perde tutto il nostro valore. Questo deve essere chiaro. Non siamo solo imprese. Il terziario, i servizi, in particolare l'ospitalità, l'accoglienza, non sono solo delle attività produttive. Lo abbiamo dimostrato nel caso di questa emergenza. Sono stati i negozi di vicinato che hanno tenuto in piedi le città. La nostra cittadinanza ha potuto resistere a casa perché i negozi di vicinato gli hanno permesso di rimanere a casa. Vogliamo capire che queste non sono attività solo produttive, ma sono delle attività sociali. C'è un servizio sociale, c'è la garanzia di poter mettere insieme degli affetti, delle emozioni, delle storie di persone, delle storie dei nostri popoli, delle nostre tradizioni. Ma tutto questo ha un valore. Purtroppo turismo, cultura e spettacolo saranno gli ultimi a ripartire, ma ben oltre le date che abbiamo visto. E questo è il vero dramma, perché perdiamo un pezzo di paese. Da un'emergenza sanitaria che ovviamente non è terminata, però si è arrivati alla fine a un'emergenza economica non indifferente. Sì, lo avevamo detto, se vi ricordate, proprio in occasione di queste edizioni straordinarie, già qualche settimana fa, e avevamo già paventato un'emergenza sociale. Credetemi che non manca molto e torneremo a vivere le situazioni del 2008, perché certi imprenditori sono in così grande difficoltà legati ad un'impresa che è una famiglia, che è una casa, che sono non esasperati, sono disperati, che è cosa ben diversa. E su questo, ed è per questo che noi chiediamo l'attenzione del governo. Non pensate e non pensiate che tutto sia un'attività produttiva, c'è molto altro. Ecco, lei ha detto, ovviamente non mi aspetto niente di importante per noi questa sera, ma se entro l'11 non ci saranno delle risposte chiare per voi? Noi siamo convinti che le risposte chiare devono saltare fuori da un ragionamento inverso. Il ragionamento che è in corso è quello che viene fatto tutto ciò che è possibile fare. Beh, questo è un ragionamento sbagliato. Per le imprese non si deve fare ciò che si può fare,
per le imprese e per il Paese si deve fare tutto ciò che si deve fare e si troveranno poi le soluzioni, poi si ragionerà con la creatività, gli strumenti, le soluzioni a livello nazionale, a livello europeo per far fronte non a ciò che si può fare, a ciò che si deve fare per garantire le imprese, i lavoratori e le famiglie di tutta l'Italia. Mi scusi, un'ultima domanda. Se lei diceva, ovviamente abbiamo bisogno dello stato di crisi, ok, però se adesso c'è stato il servizio di asporto che è un minimo, insomma un passettino leggero, insomma, verso, si spera, qualcosa di positivo, di immediato in questo momento cosa si può fare per non veder scomparire queste categorie che sono importanti? Queste sono delle soluzioni che molti di noi imprenditori hanno adottato perché i nostri clienti non si dimenticassero di noi, perché in questo momento di ripartenza è importante anche tornare a sgranchirsi le gambe. Allora il domicilio, allora l'asporto sono delle formule che ci permettono di rimanere vivi, ma non sono quelle che ci permettono di sostenere le nostre imprese. Riapriamo tutto ciò che è possibile pur garantendo la tutela e credetemi che c'è molto altro da fare e poi sosteniamo le nostre imprese affinché possano guardare il fiume. C'è bisogno di arrivare al di là, superare questa emergenza, perché poi da lì dovremo reinvestire e ripartire. Ma c'è qualcuno che ha dimenticato che questa fase di ripartenza deve essere preceduta dalla possibilità di arrivare a ripartire. Ecco, questo passaggio è saltato e purtroppo le misure non sono arrivate. Arriveranno nel decreto d'aprile, devono assolutamente arrivare, altrimenti facciamo saltare un intero paese. E questo è chiaro e non lo dico perché c'è bisogno di dare una responsabilità a qualcuno. È chiaro perché ci sono in gioco vite di famiglie intere. 35.000 lavoratori in Veneto nel solo settore turismo, sono 35.000 famiglie. Questi numeri bisogna che qualcuno se ne renda conto. Presidente, la ringrazio davvero, speriamo che questa sera insomma Conte qualcosa dica anche per quanto riguarda poi eventuali riaperture, come diceva lei, a metà maggio, l'11 maggio, insomma, in modo da dare veramente respiro a tutti quanti e poter comunque ricominciare questa quotidianità che è stata sospesa dal famoso 21 di febbraio, quando insomma c'è stata la chiusura completa e lo scoppio di questa emergenza sanitaria. Presidente, io mi sì. ringrazio. No, mi dica. Dica, ma soprattutto che Conte qualcosa faccia. Noi abbiamo bisogno di fatti e non di parole. Il primo è il nostro Presidente del Consiglio, per cui da lui aspettiamo fatti e non parole. Le parole ne abbiamo già sentite molte e non sono sufficienti. Grazie davvero Presidente, buona continuazione, buona domenica. Bene, siamo di nuovo in pubblicità, vedo dalla regia, quindi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo qua in studio. Rieccoci nuovamente in studio, dunque prima di collegarci con l'assessore Vivian Moro, assessore all'istruzione e alla cultura di Roncade, vorrei prima leggervi una notizia che arriva da Vittorio Veneto, la Permac Vittorio Veneto senza pace, è morto anche il direttore Giovanni Bolzan. Ciao Gio, continua a tifarci da lassù, la società perde un altro importante elemento dopo il patron Giuseppe Casagrande e il dirigente Dino Marcuzzo. Il direttore generale è morto a causa del coronavirus, 55 anni. Dice a causa appunto per il quale era stato ricoverato all'ospedale del Cafoncello di Treviso. Gio lascia un vuoto profondo nella nostra società, alla quale si era unito 6 anni fa grazie al legame di grande amicizia con la famiglia Fattoral, mettendo in campo sempre un'enorme passione e dedizione. Dunque purtroppo un'altra persona che è mancata a causa del coronavirus. E invece adesso ci colleghiamo con un assessore che è giovanissimo, un assessore del comune di Roncade, Vivian Moro, che vedo già sul mio schermo. Ecco, lo dovreste vedere anche voi. Buonasera assessore. Buonasera a voi. La prima domanda che le faccio è come sta, perché so che lei è in quarantena.
Sì, in quarantena e diciamo che io sto bene perché a parte diciamo la prima settimana in cui i sintomi erano più forti, poi in realtà la febbre è diminuita e quindi non avendo mai avuto problemi respiratori diciamo che sono stata fortunata. Però ovviamente il periodo è lungo, insomma ad oggi è più di 40 giorni che sono in isolamento, per cui spero però che manchi poco, insomma. Paura durante quei momenti? Ma allora, paura no, perché comunque sia vedevo che il decorso non era così drammatico per fortuna. Sicuramente un po' di spaesamento e anche nel periodo iniziale forse l'incertezza di non sapere più che altro cosa avessi, per cui rimanere solo con il dubbio, con il sospetto, ma non avere la certezza, ecco, questo sì. Paura no, perché in realtà dalle notizie che purtroppo abbiamo imparato ad apprendere quotidianamente, i casi che poi possono destare paura ovviamente sono quelli più gravi e questo non è sicuramente il mio. Senta Assessore, adesso dovrebbe partire questa fase 2, quindi più movimenti, ovviamente l'ha sempre detto il Presidente Zaia, non bisogna mai abbassare la guardia. Allora, abbassare la guardia assolutamente no. Su questo il virologo Crisanti, che appunto sta per la Regione Veneto portando avanti quello che è anche il piano dei tamponi, è stato chiaro. Abbassare la guardia ovviamente è pericoloso. Cercare in qualche modo di allentare sul controllo del contagio altrettanto. Però è anche vero che in queste settimane credo che abbiamo anche imparato che purtroppo questo virus comunque sia è tra noi, convive con noi e in qualche modo dobbiamo anche imparare a gestire la situazione, l'emergenza e a gestire, a ripianificare una vita anche in funzione di questo, perché comunque sia il virus c'è, è pericoloso, però la vita deve andare avanti e soprattutto per le nostre aziende, ma non solo, per le famiglie, ecco, un po' per tutti. Per questo insomma mi auguro che la fase 2 possa insomma ricominciare presto, però con delle misure dettagliate. Senta, un consiglio ai giovani, perché ovviamente con la fase 2 potrebbe esserci anche un maggior movimento da parte anche dei giovani che sono rimasti finora chiusi in casa, quindi lo spostamento da comune a comune o comunque dalla provincia all'interno ovviamente della regione. Che cosa si sente di dire ai giovani? Perché poi i giovani sono quelli che dicono no, a noi non capita mai. Beh, io sono l'esempio per cui credo che già ecco, la mia vicenda insomma in qualche modo insegni che ovviamente non è solo delle persone anziane, più deboli o fragili, può effettivamente anche se con risvolti diversi però colpire un po' tutti. Adesso bisognerà un attimo vedere come cercheranno di riorganizzare anche la parte diciamo della vita sociale. Senza dubbio il distanziamento è la prima misura. Abbiamo un po' imparato a sentirne parlare anche in questi mesi, però il distanziamento non basta. E io, ecco, se posso un appello mi sento di dire, ed è che ognuno di noi in qualche modo con il suo senso di responsabilità può fare la differenza. Perché io prima di essere dichiarata positiva ho atteso 3 settimane e mezzo e nelle 3 settimane e mezzo in cui ho atteso io avevo dei sintomi che sembravano, ma solo in parte, per cui anche i medici stessi non erano convinti che io avessi il Covid. Però ho deciso lo stesso di mettermi in isolamento e questo ha fatto la differenza rispetto alle persone con cui io comunque sia vengo a contatto regolarmente tutti i giorni, ecco. Per cui insomma un po' di attenzione anche da parte di ciascuno e credo che questo possa insomma eliminare il problema, no, però di sicuro ridurlo. Ecco, lei diceva appunto prima dobbiamo imparare a convivere con il virus. Proprio anche durante l'emergenza, se si ricorda, ci sono stati anche vari problemi, insomma festini, giovani sempre insieme. La paura può essere anche questa, che i giovani forse non capiscono fino in fondo?
Ma a parte alcune immagini che abbiamo visto, probabilmente anche nel primissimo periodo dove ancora non si capiva bene la portata del problema, io in realtà ho visto un comportamento molto responsabile da parte veramente di tutti i ragazzi. Lo dico perché diciamo non solo quelli più maturi, per cui in grado ovviamente di capire anche quando il senso di responsabilità deve essere messo in primo piano, ma anche dai più piccoli, e io di questo sono rimasta veramente molto colpita. Con più piccoli intendo i bambini dell'asilo, bambini delle scuole elementari, i ragazzi delle medie. Se pensiamo che da oltre 2 mesi che sono chiusi in casa letteralmente, perché poi non tutti hanno la possibilità di avere una casa con un giardino e poter, diciamo, prendere dell'ossigeno, e invece sono stati molto bravi e diligenti. I dati che mi arrivano anche dalla scuola, dalle insegnanti, su questo sono chiari. I bambini rispondono benissimo, e anche in una situazione di difficoltà, perché immaginate, insomma, anche a casa molte volte genitori in smart working, bambini in collegamento online per fare le lezioni, poi i compiti, non è semplice, non è stato semplice per loro, ma secondo me anche loro hanno fatto la differenza. Ecco, Assessore, un'altra domanda, lei è appunto assessora all'istruzione e alla cultura di Roncade, diceva abbiamo messo in campo una serie di iniziative. Sì, allora abbiamo la fortuna di avere sul territorio, qui parlo della fascia più piccola, quindi asilo, diciamo, nido e prima infanzia, di avere sul territorio diverse realtà, perché oltre agli asili statali abbiamo anche 2 paritarie e un asilo privato accreditato, e devo dire che sia dalle paritarie che dai privati si sta facendo avanti una voglia veramente forte di ricominciare e di esserci. I genitori che mi scrivono in queste ultime settimane, insomma anche oggi, ovviamente fremono perché sembra che la fase 2 riparta, e però nessuno ha ancora dato una risposta circa ovviamente i bambini e i ragazzi. Su questo un nostro asilo, che è l'asilo Arcobaleno di Musestre, ha provato a stilare un protocollo per una possibile riapertura, proprio per quello che dicevamo prima, cioè che il virus c'è ma bisogna anche imparare a gestire e a conviverci. Un protocollo molto dettagliato che ovviamente ha dato degli spunti davvero interessanti. Quando siamo venuti a sapere che poi era stato anche convocato in regione, è successo giovedì, il tavolo appunto sullo 06, abbiamo deciso di scrivere una lettera all'assessore Lanzarina e al presidente Zaia per indicare come il territorio si stava muovendo ed era pronto all'evenienza di riaprire. Addirittura questi asili sarebbero già pronti domani. E quindi abbiamo inoltrato il protocollo, e sappiamo che almeno nella prima seduta questo protocollo, insomma, è stato preso in considerazione per valutarne uno che funzioni a livello regionale. Ecco, per cui, sì? mi scusi, avevo sentito appunto prima avevo parlato anche con il vostro sindaco proprio su questo protocollo che riguarda proprio la giornata minuto per minuto dei piccoli, insomma, in un asilo nido, e dice un protocollo che potrebbe essere attuato da tutti gli asili della regione. Sì, da tutti gli asili, e secondo me si spinge anche oltre, non solo per gli asili, io credo che possa funzionare molto bene anche per i più grandi. Mi spiego, abbiamo capito ormai che sotto il profilo scolastico prima di settembre non si tornerà a scuola, almeno queste sono le ultime dichiarazioni che abbiamo. Però è altrettanto vero che c'è tutto un mondo dello socio-educativo che in realtà coinvolge comunque i bambini e i ragazzi. Per cui il protocollo che l'asilo ha previsto, chiaramente riducendo quello che è il rapporto fra bambini e educatrice insegnante, piuttosto che tutte le misure per lavarsi spesso le mani, per rimanere molto all'aperto, ecco, sono tutte indicazioni che funzionano benissimo anche per i centri estivi. Per cui l'indirizzo che si sta prendendo e che insomma noi appoggiamo fortemente è che questo si possa insomma applicare già da maggio, per cui dare un'alternativa anche alla scuola.
Questo, vorrei dirlo, non è diciamo un obbligo, cioè i genitori ovviamente sono i primi che devono decidere per i propri figli e per le proprie famiglie, per cui io ho sentito anche dei genitori che hanno dei dubbi nel far ritornare i bambini all'asilo. Però è altrettanto vero che una soluzione bisogna comunque proporla, cioè bisogna proporre delle alternative. Ecco, Assessore, anche una soluzione per a sostegno proprio delle famiglie che adesso torneranno anche al lavoro, perché ovviamente con la fase 2 si ripartiranno delle attività e quindi molte famiglie non sanno ora come fare con i bimbi a casa. Esatto, una delle proposte infatti che era stata anche condivisa dalla FISM e che non so se per caso verrà anche anticipata questa sera in conferenza stampa da Conte, era anche quella di estendere quello che era il bonus babysitting alla possibilità, tra virgolette, di spenderlo nelle strutture, quindi per la retta degli asili piuttosto che per la quota, diciamo, dei servizi estivi. Ecco, questo potrebbe essere un aiuto veramente, insomma, forte per sgravare le famiglie che ovviamente ai noi è così, ma da 2 mesi si sono ovviamente accollate in tutti gli aspetti quello che è il peso di questo problema. Insomma, quindi Assessore, ormai aspettate, ormai poco, alle 20:20 ci sarà questa conferenza stampa del Premier Conte per capire che cosa accadrà, insomma. Sì, da un lato aspettiamo, dall'altro è anche vero che insomma, gli amministratori locali non possono aspettare solo, per cui anche questo è un motivo per cui anche in queste settimane, nonostante le indicazioni fossero chiare, abbiamo cercato di muoverci ma questo al di là degli amministratori locali è insito nel tessuto sociale del Veneto, perché in queste settimane comunque sia un po' tutti i settori hanno cercato in tutti i modi di provare a proporre dei protocolli, delle soluzioni per ripartire, perché prima di tutto c'è il lavoro, ma non il lavoro inteso come profitto, cioè prima di tutto viene il lavoro che è alla base anche dei nostri rapporti sociali, questo è indubbio. Lo dico anche perché 10 giorni fa era stata inviata dal comune di Roncade e poi dall'ex sindaco Simonetta Rubinato al ministro Patuanelli una proposta per modificare i codici Ateco, per integrarli, per poter far lavorare l'edilizia privata. Questo poi è stato appunto confermato con l'ordinanza, l'ultimissima della regione, e quindi si è spinto un po' in tal senso. Ecco, per questo da un lato attendiamo sì quelle che saranno le indicazioni, perché è compito del governo dare le linee guida, però dall'altro bisogna anche avere il coraggio ogni tanto di spingersi un po' oltre. Assessore, intanto la ringrazio, le faccio un grosso in bocca al lupo sperando che questa quarantena finisca presto ormai per lei, visto che è davvero lunga. E le auguro... Ho i tamponi di controllo, per cui incrociamo le dita. Perfetto, benissimo, grazie davvero Assessore e buona serata. Dunque adesso io dovrei avere in linea per parlare di turismo, per parlare di queste spiagge, ne avevamo visto anche all'inizio di questa edizione straordinaria, spiagge completamente vuote, ovviamente nonostante magari ci siano dei giorni belli. Avrei in linea telefonica con il nostro Lorenzo Maier, un nostro collega. Lorenzo, mi senti? Buongiorno Daniela, sì, buongiorno a tutti voi. Salve Lorenzo. Dunque, intanto vogliamo parlare di mascherine, giusto? Perché domani c'è una consegna. Sì. Allora sì, nel pomeriggio è squillato il telefono in tutte le case del comune di Venezia, tutte le utenze fisse. Dall'altro capo del filo non c'era una persona, ma c'era un messaggio audio registrato dalla voce direttamente del sindaco Luigi Brugnaro, il quale ha voluto informare tutte le famiglie residenti nel comune appunto che da domani mattina verranno consegnate 600.000 mascherine che il comune di Venezia ha ordinato in Cina e ha acquistato. Queste mascherine verranno consegnate in confezioni di 4 pezzi per ogni nucleo familiare.
saranno i volontari della protezione civile di numerose associazioni del territorio di Venezia, anche molte ditte di trasporto, che garantiranno da domani mattina appunto la consegna casa per casa. In questo audiomessaggio il sindaco si premurava di avvertire tutti appunto che riceveranno una chiamata, uno squillo di campanello. Nessuno è autorizzato ovviamente a entrare in casa. Queste mascherine saranno lasciate davanti alla porta oppure sulla buca delle lettere dove ci sono. Il sindaco conta di poter ultimare e concludere la consegna di queste 600.000 mascherine entro giovedì. Mascherine che sono con il logo del Comune di Venezia, sono gratuite e quindi sono state avvertite tutte le persone, pensando in particolar modo anche agli anziani, che non dovranno dare soldi anche per evitare il rischio che qualcuno malintenzionato possa imitare questa bella iniziativa e cercare qualche guadagno in maniera illecita. Lorenzo, siamo quasi in chiusura, però volevo chiederti, anche lì a Venezia, insomma, problema di turismo, ovviamente soprattutto di turismo, ma anche di spiagge completamente deserte. L'abbiamo visto anche a Chioggia. Sì, assolutamente. Oggi le spiagge erano completamente deserte nonostante il bel tempo. Come abbiamo detto anche questa mattina, si cerca di prepararsi alla stagione. Un grosso dubbio da risolvere saranno anche le tariffe a cui verranno eventualmente messe a disposizione queste capanne, perché ricordiamo che in una stagione normale una capanna può arrivare anche ad un prezzo di 13.000 euro per una stagione, che ovviamente è un prezzo sicuramente non per tutte le tasche, ma ancora più difficilmente raggiungibile in un periodo di crisi come questa. Chiaramente questa è la punta massima, c'è un ventaglio di prezzi molto variegato, ma comunque il costo di una stagione è abbastanza alto e veniva diciamo suddiviso, distribuito anche da 10-20 famiglie. Ovviamente questo non sarà possibile con le nuove norme per prevenire il contagio, per cui anche questo sarà un nodo da risolvere, da affrontare, perché potrebbe darsi, come si pensa, che invece le tariffe di quest'anno delle capanne saranno molto molto più basse. Lorenzo, si apre tutto. Certo. Lorenzo, ti ringrazio, siamo arrivati ormai al termine di questa edizione, ti ringrazio davvero per averci detto anche di questa importante iniziativa di Venezia delle mascherine e ovviamente anche di aver visto poi con i tuoi occhi la situazione delle spiagge lì a Venezia. Grazie davvero Lorenzo. Bene, siamo arrivati al termine, al termine di questa edizione. Vi ricordo che fra qualche minuto ci sarà l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali insieme alla nostra Anna De Roberto. Grazie davvero intanto per averci seguito e buona serata.